fuori avete visto molte associazioni, da Emergency a appunto le aziende rosse, eccetera. Come alternativa stiamo distribuendo dei libricini sulla Costituzione gratuitamente per sensibilizzare non tutti. Manovre ci sono e cosa comporterà? Buonasera telespettatori, siamo qui con Giulietto Chiesa, presidente di Alternativa Pordenone, alla fine di una sua conferenza relativamente al debito italiano. Signor Chiesa, questo debito lei propone di non pagarlo. Lei pensa che le crederanno? No, non penso che mi crederanno, perché bisogna vedere chi. Nel senso che coloro che dicono che dobbiamo pagare il debito, che dobbiamo essere bravi, disciplinati e fare quello che loro ci dicono, non solo non mi crederanno, ma mi combatteranno. Però io penso che ci sia un sacco di gente che non sa che cosa è questo debito, alla quale bisogna spiegare, aiutarla a capire, informarla e spiegargli che questo è un debito iniquo e ingiusto e illegale. Se la gente capirà, non sarò io, ma saremo in tanti a dire che ci vuole un'altra politica e che bisogna andare a rinegoziare tutto in Europa, mettendo sul piatto della bilancia la forza dell'Italia. L'Italia non è un paese né perduto né minoritario, l'Europa esiste se esiste anche l'Italia e quindi l'Italia potrebbe diventare, se ci fosse un governo decente, che corrisponde agli interessi del popolo italiano, vedrei subito l'iniziativa, andare in Grecia, andare a parlare con gli spagnoli, i portoghesi, gli irlandesi e proporre un fronte comune per rinegoziare il debito e tutti insieme diventeremmo molto forti e costringeremo anche i grandi potentati europei, la Germania e la Francia, a negoziare con noi un riesame delle politiche europee, perché così com'è queste politiche europee ci hanno portato al disastro. Non l'abbiamo fatto noi il disastro europeo. Si vede adesso in controluce con grande chiarezza che il disastro europeo è stato prodotto da questo tipo di struttura europea. Non è la Grecia, non è l'Italia, è l'Europa che non funziona e quindi la richiesta di rinegoziare tutto è una richiesta assolutamente legittima e, aggiungo, anche praticabile. Attualmente la Merkel, ma anche Sarkozy, stanno pensando di rimettere mano ai trattati europei. Però alla luce di quello che lei ha detto questa sera, mi viene da chiederle quanto noi dobbiamo ancora credere a quello che i politici europei e gli attori economici sullo scacchiere europeo ed internazionale vanno a dire ai popoli. Perché effettivamente rimettere mano ai trattati, secondo la visione di Merkel, sarebbe la stessa invece che andrebbe a beneficiare positivamente la situazione attuale, oppure è un rimettere mano ai trattati secondo una finalità ancora parte di questo sistema criminale e finanziario che ha ridotto la situazione economica italiana ed europea a quella attuale? Beh, lei è partita da una constatazione che mi dà ragione subito in partenza. Non sono solo io che dico che bisogna riesaminare i trattati europei, lo dicono anche loro adesso. Quindi vuol dire che la questione è sul tappeto, non me la sono inventata io. La questione vera va riproposta così. Loro vogliono riesaminare i trattati nel loro interesse o in quello che ritengono il loro interesse. Io vorrei riesaminare in un interesse opposto. Per esempio, noi abbiamo delegato a questa Europa e a questa Banca Centrale Europea la nostra sovranità finanziaria. Questo ci ha portato in una situazione senza via d'uscita che riguarda tutti, perché tutti sono nello stesso sacco in questo momento, perché se la Grecia, l'Italia e la Spagna non pagano il debito vanno in rosso anche i francesi e anche i tedeschi, quindi di fatto siamo tutti nella stessa barca, letteralmente. Quindi io dico, la prima questione da porre in questo negoziato è riprendere la sovranità monetaria, in un modo che va contrattato. Una di queste cose è cancellare il trattato di Maastricht che obbliga i governi europei in condizioni di euro ad attingere per finanziarsi al mercato finanziario internazionale. Questo apre molte questioni. Come si fa? La prima questione da fare, per esempio, è che potrebbero, sto facendo alcune ipotesi perché non sono
un tecnico, ma ho letto le varianti sul tappeto possibili. Una di queste potrebbe essere che la Banca Centrale Europea modifica il suo statuto e diventa finanziatore a tasso zero delle esigenze dei mercati nazionali, cioè dei debiti sovrani. Quindi 2 mercati delle valute, un mercato per i grandi investitori istituzionali e un mercato per gli stati che dovrebbero ricevere il denaro a tasso zero, senza interesse. Qualcuno dice, ma questa è una cosa impossibile a farsi. E chi l'ha detto che è impossibile? Il meccanismo che è stato fatto adesso è un meccanismo totalmente assurdo in cui gli stati nazionali sono costretti a ricorrere al mercato finanziario, il quale mercato finanziario è truccato. Allora, bisogna rompere il trucco. Cioè, è chiaro che non se ne esce con queste regole e quindi io mi esercito in alcune ipotesi di cambio delle regole. Qualcuna sarà possibile, qualcun'altra non sarà possibile, ma sul fatto che bisogna cambiare le regole non c'è il minimo dubbio, perché con queste regole gli stati saranno tutti strozzati da un mercato finanziario assolutamente non attendibile. Quando dicono i mercati, questa frase non vuol dire niente, i mercati sono truccati. Qualcuno vuole una prova? La prova ce l'hanno già data i cinesi. I cinesi, dopo aver subito i giudizi di Standard & Poor's, Moody's, Fitch e le altre, cioè queste sono sostanzialmente le tre agenzie di rating, si sono stufati e hanno deciso di farsi la loro propria agenzia di rating. Si chiama Dagong, che vuol dire grande fabbrica o grande impresa, e da adesso in avanti i cinesi si regolano loro, sono loro che danno i voti, perché si sono stufati di sentirsi dare i voti dalle agenzie di credito americane, le quali a loro volta sono di proprietà dei grandi potentati finanziari americani e quindi non possono essere sincere. Quindi, per esempio, un'altra proposta che è stata fatta da diverse fonti è: perché l'Europa non si dota di una propria agenzia di rating, tanto per cominciare, e così via. Volevo chiederle questo. C'è questo scontro già in atto da tempo tra Stati Uniti e Cina. L'Europa può diventare più interessante per la Cina degli Stati Uniti, proprio perché gli stati europei sono meno indebitati rispetto agli Stati Uniti e quindi la Cina può aprire dialoghi interessanti dal punto di vista economico o di prospettive future con alcuni stati europei, piuttosto che vedere solo un rapporto bilaterale Occidente-Oriente. Mi pare che una parte della partita si stia giocando proprio su questo. Gli Stati Uniti, ritengo io, che vorrebbero mantenere l'euro. Lo vorrebbero presente perché l'euro gli serve nelle condizioni attuali come moneta ancillare del dollaro e quindi in un'eventuale trattativa mondiale con lo yuan è meglio avere un interlocutore subalterno che vota, diciamo così, tra virgolette, che non avere uno scontro diretto tra dollaro e yuan. Quindi secondo me a occhio e croce negli Stati Uniti preferirebbero che l'euro rimanesse, ma come moneta ancillare, cioè come moneta che supporta il dollaro. Io credo che noi dobbiamo staccarci da questa idea. Se l'euro deve rimanere, nella mia ipotesi, deve rimanere europeo. Deve staccarsi nettamente dagli interessi americani e deve creare un suo bacino. Per fare questo si può usare anche la Cina, perché no? La Cina ha una notevole quantità di riserve finanziarie che sono praticamente il debito americano. E credo che la Cina sarebbe interessata sicuramente a finanziare una parte del debito europeo. Naturalmente bisogna stare attenti perché cadere dalla padella nella brace non è una bella impresa e quindi la Cina può diventare l'altro impero rispetto al quale noi saremo altrettanto indifesi. Credo che l'Europa debba giocare un suo ruolo autonomo e se lo deve conquistare. Conquistare significa emanciparsi appunto dal meccanismo finanziario che hanno creato gli Stati Uniti, che ha provocato la enorme situazione di contagio mondiale che si è creata. Quindi a occhio e croce chiunque dovrebbe capire che gli americani hanno prodotto il disastro, noi gli siamo andati dietro e siamo caduti nel disastro, i cinesi non gli sono andati indietro e non sono caduti nel disastro. Questo da solo dovrebbe far capire che non ci conviene andare avanti
diciamo così, come merce di complemento, diciamo, come truppe di complemento degli Stati Uniti d'America. Un'ultima domanda. Il governo Monti è un trucco o è un beneficio per l'Italia in questo momento? Da questa conferenza si apprende che il governo Monti non avrà la valenza effettiva per rispondere in breve tempo e con strumenti pratici alla crisi rispetto alla quale ci troviamo di fronte, ma e soprattutto perché il Presidente del Consiglio proviene da poteri forti e quindi c'è una mancanza di sovranità. Allora gli italiani vengono sempre costantemente disillusi, è sempre tutto all'interno di una bolla di sapone questa politica? Ma io descriverei un po' diversamente. Io credo che l'arrivo al potere di uomini come Draghi, Monti, Papademos in Grecia e altri che si preparano sono il segno di una mancanza di fiducia dei proprietari universali nei confronti delle classi politiche europee. Quindi si pigliano il potere direttamente, trasformano il potere da politico con una legittimazione popolare in tecnico e pigliano il potere direttamente per applicare le regole che fino ad ora hanno mantenuto. Cioè, qual è la forza, oltre che la debolezza di Monti? È che loro vengono per mantenere l'ordine esistente e per prolungarlo. Questo servono, nient'altro che a questo. Allora, la vera domanda si pone così, secondo me. Riescono questi signori a mantenere l'ordine esistente? La mia risposta è no. Non ci riescono perché provocheranno un tale sconquasso che costringerà i popoli europei più deboli a pagare un enorme prezzo, cioè rompono il patto sociale. Sono venuti per rompere il patto sociale. Possono tentare di romperlo e anche credo che ci riusciranno a romperlo, ma questo non li salverà perché quel meccanismo di cui abbiamo orora parlato va da solo a rompersi la testa. Qualcuno potrebbe dire, come fai a fare questa previsione? La mia è una constatazione. Perché è crollato il sistema finanziario americano nel 2007? Perché qualcuno gli ha fatto la guerra? No, non risulta che ci fosse nessuno che gli ha fatto la guerra. I cinesi hanno fatto tutto quello che potevano per aiutare gli americani. Li hanno praticamente pagato il debito per 10 anni di seguito. Nemici non ne aveva. L'Europa era alleata, la Russia era silente e comunque non influente. Se la crisi è venuta è perché il meccanismo loro si è rotto. Adesso loro vengono per prolungare questo meccanismo e io immagino che possano anche riuscirci per 1 anno, 2, 3, ma le crisi si stanno facendo sempre più ravvicinate, 2000 prima, 2007 dopo, adesso siamo nel 2011, siamo di nuovo in crisi, possiamo dargli un po' di respiro. Può darsi che Monti, Draghi riescano a tenere in piedi la baracca ancora per 1 anno, ma dopo salta tutto. Quindi non è che io penso che loro non ci provino, ci provano, ma sono destinati ad avere il fiato cortissimo. E allora i popoli che ruolo hanno adesso? Lei parla di alternativa proprio di movimento dal basso e quindi di responsabilizzazione maggiore da parte delle persone della popolazione verso questo nuovo cambiamento. Ma secondo lei questo è possibile o i popoli sono addormentati? I popoli in questo momento sono parzialmente addormentati, lo erano molto di più 2 o 3 anni fa. Io quando ho cominciato a fare queste riflessioni mi immaginavo, e sbagliavo, che il tempo a disposizione sarebbe stato molto più lungo, 1 decina d'anni. Adesso invece tutto avviene molto rapidamente perché la crisi è più veloce di quello che tutti avevano pensato. Per cui oggi il popolo è ancora rimbambito, rimbambolato, incapace di reagire perché è stato privato, uno, della rappresentanza, non ha più partiti che lo rappresentano, i partiti che sono là sono estranei ai suoi interessi e al suo destino. Quindi il popolo è stato ingannato, manipolato, trasformato in consumatore compulsivo e quindi non è in grado di reagire. Ma la crisi sta arrivando molto forte e molti che prima non vedevano cominciano a vedere, e se la crisi, come io immagino, andrà più oltre e diventerà più acuta e non ci sarà crescita perché noi andiamo in recessione, tanta più gente capirà. E allora la mia è una proposta: organizziamoci per difenderci, e per difenderci vuol dire costruiamo un grande movimento di opposizione che alle prossime elezioni politiche sia capace di portare in Parlamento una potente
quota di deputati. Certo, possono fermarci, possono impedircelo, possono combatterci, però la crisi sarà molto dura e sarà difficile ingannare adesso la gente nelle nuove condizioni. La gente capirà, molti capiranno. Il mio vero pericolo è che la crisi arrivi troppo in fretta prima che la gente riesca a rendersi conto di che cosa sta accadendo. Speriamo di no. Comunque ringraziamo Giulietto Chiesa per questa presenza, invitiamo i telespettatori ad informarsi e a prendere sempre più coscienza. Grazie e soprattutto ad Alternativa. Buonasera.